Marghera, un capannone dismesso in via Lazzarini, sarà la nuova moschea della comunità islamica mestrina. La colletta tra i fedeli è riuscita a raggiungere in poco più di 3 mesi i 252.000 euro necessari all'acquisto dello stabile, oggetto di un'asta pubblica. Attualmente l'Associazione Culturale Islamica ha sede in via Monzani, ospitata in locali in affitto. Cona. La prefettura ha detto no alla richiesta di residenza avanzata da una decina di profughi ospitati nell'ex base militare di Conetta. I profughi si erano presentati in municipio qualche giorno fa per avanzare la domanda. Secondo la prefettura, la natura di centro temporaneo di prima accoglienza dell'ex base militare non consente questa facoltà ai suoi ospiti. L'iscrizione dei profughi nelle liste residenti del comune avrebbe comportato anche l'accesso ai servizi sociali gestiti dall'amministrazione guidata dal sindaco Alberto Panfilio. Venezia. All'inaugurazione mancano poche settimane, ma il centro commerciale del lusso che sorgerà nell'ex Palazzo delle Poste ai piedi del Ponte di Rialto continua a suscitare polemiche. Alcuni aspetti del restauro continuano a non convincere Italia Nostra, che dopo un primo ricorso respinto dal Consiglio di Stato, nel quale si contestava la legittimità delle autorizzazioni a determinati interventi, sta valutando la possibilità di un nuovo esposto. Al centro dei dubbi dell'associazione sia i serramenti in ottone che l'illuminazione esterna del palazzo. Sandra Di Piave, una trentenne di nazionalità cinese residente a Portogruaro, ha contattato il 118 in preda alle doglie. Dal pronto soccorso di Portogruaro è immediatamente partita un'ambulanza che ha raggiunto l'abitazione della signora. Il bambino però non ha potuto aspettare. Durante il tragitto il dottor Roberto Soarino e l'infermiere Karin Planck hanno seguito il parto in ambulanza e ha consentito così alla nascita di un bambino del peso di 3,8 kg. Il lieto evento è avvenuto poco dopo le ore 10. All'arrivo in ospedale a San Donà, la mamma è stata ricoverata in ostetricia mentre il figlio è stato affidato al nido. Entrambi sono in ottime condizioni di salute. Venezia. La polizia municipale ha sgomberato l'ex base dei sommergibilisti all'Arsenale, occupata abusivamente da alcune persone provenienti dal Maghreb, sospettate di aver rivolto minacce ad atleti e dirigenti delle società sportive operanti sul posto. All'operazione, iniziata attorno alle 8, hanno preso parte 15 operatori di polizia locale, supportati dal cane antidroga Kuma. Nel corso dell'azione sono state sorprese ancora nel sonno altre 4 persone senza documenti, 3 delle quali presumibilmente di origine tunisina e una algerina, e sono state rinvenute alcune stagnole con residui di stupefacenti. Per tutti sono scattate le operazioni di espulsione dal territorio nazionale.